Per natura si intende l'universo considerato nella totalità dei fenomeni e delle forze che in esso si manifestano, da quelli del mondo fisico a quelli della vita in generale. Le sue leggi sono inviolabili, imprescindibili, assiomi della vita. Non posso permettermi, come essere umano, di negarli o di narrare il contrario, perché prima o poi la natura tornerà a chiedermi il conto. La natura è il nostro più grande maestro e non dobbiamo dimenticarci di ascoltarlo, né di tantomeno tradirlo. È proprio per questo che ho sviluppato un enorme senso di rispetto per essa. Preferisco sempre farmi una domanda in più, osservare e non fare le cose perché le fanno tutti. Ogni volta che mi sento smarrito vado in montagna, dove non c'è istante in cui non rimanga meravigliato dalla biodiversità che l'universo ci ha messo a disposizione. I fiumi vanno dalle montagne al mare e non viceversa. Il sole sorge e tramonta a precisi orari. Ogni cosa funziona con le sue leggi, anche senza l'intervento umano. Noi siamo natura, il nostro corpo possiede infatti sofisticati meccanismi di difesa che, se opportunamente alimentati, sono quasi infallibili. Il problema spesso è che manchiamo di rispetto alla natura come a noi stessi. Ricorda di non perdere mai la fiducia nella natura, fidati di lei e cerca di restare sveglio di fronte alle cose che ci vogliono far allontanare dalla verità. Se non trovi la tua verità, cercala nella natura e prima o poi arriverà. Sentila, respirala, vivila. Se conosci le sue leggi, sai come vivere. Se sai come vivere, conosci le sue leggi, in un binomio imprescindibile. Ricordati che l'essere umano esiste da circa 200.000 anni, mentre la Terra, con le sue leggi, si è originata da una nebulosa solare circa 4,5 miliardi di anni fa. Per non parlare del Big Bang, risalente a ben 15 miliardi di anni fa. Ora, preso coscienza degli ordini di grandezza, non posso far altro che inchinarmi alla natura, che è partita giusto qualche annetto prima di noi. Lei sa, oggi l'umanità si sta assopendo di fronte a una moltitudine di stimoli, allontanandosi dalla verità o prendendo per buona quella che gli viene raccontata dal vicino di casa. A questo punto un suggerimento che do prima di tutto a me stesso è: Andrea, prima di credere a spada tratta, chiediti se la natura sarebbe d'accordo. Trai le tue considerazioni. Buona vita.